Giorno importante per il Veneto. Oggi il progetto di legge regionale che vieta i social ai minori di 16 anni, depositato il 17 marzo scorso, è stato presentato durante la seduta della prima commissione dell'Assemblea legislativa veneta. Un argomento che ha scatenato migliaia di commenti sulla rete nei giorni scorsi a due post di Alberto Stefani, presidente della Giunta regionale veneta. L'argomento è scottante, al punto che proprio oggi il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato su TikTok di aver vietato da gennaio 2027 i social media ai minori di 15 anni. La scienza è chiara, dice nel video il primo ministro. Quando un bambino resta davanti agli schermi per ore, il suo cervello non riposa. Ecco perché abbiamo deciso di procedere con una misura difficile ma necessaria. La Grecia è tra i primi paesi al mondo ad adottare una misura del genere. Sono certo, tuttavia, che non sarà l'ultima, dice ancora, aggiungendo che farà pressione sull'Unione Europea affinché segua l'esempio. Il consigliere regionale Alessio Morosin della Liga Veneta Repubblica, presentatore della proposta di legge, ha invece parlato di aggressioni mediatiche, campagne di denigrazione online e forme di gogna digitale che hanno colpito soprattutto i più giovani, situazioni che in alcuni casi hanno portato a isolamento sociale, stati depressivi e nei casi più gravi anche a gesti autolesivi o suicidi.